Benvenuti, continua il nostro itinerario alla scoperta dei borghi italiani. Oggi siamo a Miane in provincia di Treviso. Il comune composto da vari borghi si trova a 259 metri sul livello del mare e conta circa 3.500 abitanti. Punto di forza è senz'altro il territorio con la sua natura incontaminata, ma iniziamo il nostro viaggio. Si parte con Borghi d'Italia. Qui siamo a Combai, che è una frazione del comune di Miane, il paese più alto della provincia di Treviso, dove si respira un po' ancora l'aria sana, genuina. Purtroppo tanti giovani sono andati via perché non ci sono industrie. Chi è rimasto è perché è attaccato alla sua terra, alle sue origini, come me, che dall'età di 7 anni ho sempre fatto il contadino, lo faccio tuttora. Che è il più bel lavoro del mondo. Io dico sempre, i nostri genitori, mio nonno, mio bisnonno mi ha lasciato la possibilità di vivere e io ho il sacrosanto dovere di lasciare anche ai posteri, no? Quindi non sono alla ricerca di fare le grandi cose, di vivere tranquillo. Mio bisnonno del 1880 ha aperto il primo locale per vendere i suoi prodotti. Qui dove siamo adesso sono 112 anni stati il 15 aprile. Io dico sempre alla gente il 60, 70, l'80% è tutta roba nostra, che è proprio il 100% sono il vino, i insaccati, i sottaceti, la carne di vacca. Come vedete nella mia osteria, qua gli attrezzi, quelli di una volta, gli attrezzi qua mi ho adoperati tutti. Perché dall'età di 7 anni ho vissuto a 1000 metri con i miei nonni fino a 12 anni, perché mio papà era migrante e allora mia mamma e mia nonna gestivano qua, che a quel tempo era locanda. Perché mi sono un po' tradizionalista, perché dico sempre, noi è giusto che guardiamo avanti, però per vedere se andiamo avanti dritti bisogna ogni tanto girarsi alle spalle e guardare. Miane è la nostra piccola culla, è un paese dove natura e cultura si abbracciano, è un paese che sa accogliere. Io ritengo che i miei cittadini siano comunque delle grandi persone che sanno essere disponibili verso gli altri e li accolgono sempre in maniera molto calorosa. Il territorio di Miane è particolarmente grande, è particolarmente esteso, infatti ha una superficie di 31 km quadrati e la gran parte del nostro territorio è collinare e montano. Abbiamo anche un rifugio alpino, il primo rifugio della provincia di Treviso. Qui siamo nel capoluogo del nostro comune.
è la parte centrale dalla quale si snodano poi le varie frazioni che sono Combai, Premaor e una località che si chiama Vergomà. Oltre ad itinerari sportivi legati appunto al paesaggio, noi abbiamo anche un percorso storico che va a ripercorrere quelle che sono le chiese più importanti, ma anche i monumenti che comunque sono più importanti e significativi per il nostro territorio. Il gonfalone del comune ci riporta una collina, vi è un castagno e poi il colore rosso, è il colore dei brandolini, no? Vi è poi anche una mucca che segna la tipicità. Sono pensionato dal Belgio e Italia e d'Olanda, 3. Dove si è nati è bello, sì. Si sta bene a casa, si sta molto bene. Non c'è umidità, non c'è niente, non c'è nebbia. Meglio di così. Tutti attorno vigneti e castagni. Tanti vigneti. Il prosecco è buono. Si sta veramente bene e si mangia bene e si beve bene. Sono varie le chiese presenti nel territorio del comune di Miane. Noi ci concentreremo sull'arcipretale dedicata alla Natività di Maria. Andiamo a conoscere il parroco. Questa è la terza chiesa arcipretale di Miane. È la terza chiesa arcipretale, la seconda a una navata per grandezza di tutta la diocesi di Vittorio Veneto. Ha una lunghezza di 65 metri, 20 di altezza e 25 di larghezza. Può contenere complessivamente 1500 persone, praticamente metà paese oggi. Dicevo che è la terza arcipretale perché la seconda era stata costruita proprio dinanzi all'entrata di questa chiesa, accanto alla torre campanaria. È stata demolita per costruire questa chiesa nel 1874 circa. Era una chiesa del XIV secolo, a sua volta costruita su un'antica pieve che è datata attorno all'VIII-IX secolo. Questa arcipretale è dedicata alla Natività di Maria, come tutte e 5 le più importanti e antiche chiese della vallata che erano dedicate alla Natività di Maria. Ecco, è una chiesa semplice, è stata progettata dal Segusini di Feltre. Chi ha avviato i lavori di questa chiesa era stato l'arciprete Sigismondo Brandolini, che durante i lavori divenne vescovo di Ceneda, allora non c'era Vittorio Veneto ma Ceneda, e venne a inaugurare questa chiesa nel 1979. Sopra, appena entrati nella chiesa, c'è il coro con l'organo, è un organo di Callido, quindi uno dei più importanti costruttori veneziani di organo. Sulla sinistra, guardando l'altare, c'è una Natività di Maria, l'autore è ignoto. Mentre sulla destra c'è la Purificazione di Maria e è attribuita al Bellucci di Soligo. Andando avanti vediamo questo grande altare in marmo bianco di Carrara
e proprio dietro la colonna che sovrasta il tabernacolo, ecco, c'è il quadro più importante per il valore che ha, è una Natività di Maria. Il disegno è del Piazzetta e la pittura è dell'olio di Venezia. Poi sopra il coro, che è in noce, ci sono una presentazione di Gesù al Tempio di autore ignoto e sulla destra c'è un vescovo in processione, anche questo di autore ignoto. Il comune di Miane comprende altre 13 fra chiese, cappelle, oratori. Dopo questa arcipretale, la più importante, ma la prima nel cuore dei mianesi, è il santuario del Carmine, che è sito proprio sotto il monte Pizzoc, a circa 600 metri di altitudine, frequentato soprattutto nel periodo estivo. Poi c'è un'altra chiesa nella frazione, nel borgo di Vergoman, è la chiesa di Sant'Antonio Abate, antico sito costruito per devozione attorno, sembra, al 1300, quindi antichissimo. Oltre alla chiesa di Sant'Antonio, venendo giù, c'è un piccolo oratorio di San Rocco. Qui ci troviamo in un castagneto di Combay che produce marroni. Il marrone è un innesto fatto sulla castagna. La differenza sostanziale tra il marrone e la castagna è che il marrone è leggermente più grosso rispetto alla castagna, una forma più schiacciata e si presta meglio in cucina. Noi riusciamo a lavorarlo bene perché il marrone si riesce a pelare facilmente rispetto alla castagna e ha un gusto molto più dolce. Qui a Combay c'è un'associazione, l'associazione dei produttori del marrone di Combay. Grazie a questa siamo riusciti a raggiungere, ad avere il marchio IGP. L'associazione dei castanicoltori parte da Segusino e arriva fino a Sarmede e ci sono circa 250 produttori che aderiscono a questa associazione e portano i marroni proprio qui a Combay e ci garantiscono il prodotto per la festa. Vi aspettiamo numerosi qui a Combay, veniteci a trovare perché è un posto che merita. È giunto il momento di scoprire la tradizione dell'enogastronomia a Miane, in provincia di Treviso. Ci troviamo presso il ristorante del Digetto, è un ristorante dell'alta marca trevigiana, precisamente a Miane. Io sono Marco, sono il responsabile della cucina e vi presento alcuni piatti della nostra tradizione. Partiamo dalla faraona in sesame, è un piatto in agrodolce che viene conservato appunto in un sesame. Dopodiché ci spostiamo, abbiamo la prima zuppa, una delle più famose della provincia, che non è altro che la soppa coada. Una tagliatella ripiena con il radicchio, con un ragottino di selvaggina.
Dopodiché come secondo presentiamo prima la carne bianca, che è la faraona con la salsa peverada, e una polentina di biancoperla. Per finire abbiamo una carne rossa, esattamente sarebbe un carré di cervo servita su dei chiodini, delle mele allo zenzero e una purea di verza. Come dolce partiamo con un Monte Cézanne, che non è altro che una rivisitazione del Mont Blanc francese, soltanto che l'abbiamo costruita con i marroni del Combay. E non può mancare a Treviso il tiramisù, quindi in questo caso l'abbiamo preparato un tiramisù espresso, servita con una cruet al caffè e un macaron francese. La cantina è cresciuta con il ristorante stesso, quindi ormai vanta ben 1600 etichette di tutto il mondo. Avete visto i nostri borghi, avete visto il nostro comune, avete visto la nostra gastronomia e la cantina, logicamente vi invito a venire a trovarci. E conosciamo la storia di Miane in provincia di Treviso. Miane nasce come una comunità che unisce 5 ville, 5 antiche ville appartenenti al contado della Valmarena. Sono Combay, Vergoman, Visnà, Miane, Campea e poi anche Premaora. Questa comunità nasce quindi come un insieme di regole paritetiche fra loro. Tutti questi posti hanno un'origine molto antica. Colmellere, per esempio, dove ci troviamo adesso, è nel cuore del bosco del Madean, la cui origine è post-romana, quindi molto indietro nel tempo. Anche Miane deriva da Emilius, un altro veterano romano. Quindi la storia di questo posto è una storia molto vecchia. Perché proprio in montagna venivano collocati questi posti, qua, queste pendici? Perché la gente dalla pianura si rifugiava qui, aveva paura delle invasioni, delle razzie, e quindi questo era un luogo ideale dove nascondersi e dove anche poter coltivare sulle pendici di questi monti. La storia che accomuna tutte queste ville, in tutta la contea della Valmareno ne ha 12, è la storia comune di questo contado, retto da un casato molto potente e nobile, quello dei Brandolini, che dal 1436 resisterà fino alla caduta della Repubblica di Venezia. La storia quindi accomuna queste ville, che poi si ritroveranno ad essere centro importante anche durante la Prima Guerra Mondiale. Il fiume Piave, che è a sud proprio di queste località, funge da barriera naturale, funge il nuovo confine che separa l'Austria dall'Italia. E pensate che per la prima volta dopo l'unità d'Italia, popolazioni provenienti da posti diversi, da ogni nostro comune, si trova per la prima volta insieme. Ecco qua gli austriaci costringono la popolazione locale a lavorare per loro. Noi ci troviamo su un pezzo di strada costruita da donne e bambini, chiamata la strada della Fan, perché il genio austriaco dava dei buoni pasto in cambio di questo lavoro, l'unica maniera per sopravvivere. Ci siamo trovati anche nel paradosso in cui italiani dovevano custodire prigionieri italiani, perché il comando austriaco costringeva le famiglie a custodire i soldati nostri che venivano catturati lungo la linea del Piave.
E sul territorio non mancano le associazioni. Andiamo ad incontrare il presidente dell'associazione Proloco di Combai, che è un borgo del comune di Miane in provincia di Treviso. Siamo qua a Combai, nel borgo Colmellere, e abbiamo voluto rievocare questo momento storico, perché questo borgo è vissuto, ma non come lo stiamo presentando adesso, come facevano il pane una volta, come presentavano i loro formaggi nel borghetto e come presentavano le castagne, che sono sempre state il frutto leader di Combai in questo territorio. La Proloco si è sempre prodigata in questi anni per valorizzare questo prodotto. Abbiamo i dolci, tutti quanti fatti con farina di marroni cotti e anche con farina di marroni crudi, essiccati, affumicati e poi macinati a pietra. Una novità che abbiamo da anni è la birra di marroni, è una cosa solo esistente in questa zona. Poi ci sono le marmellate, i gelati, tutto quello che può derivare da questo frutto dolce e delizioso. Inoltre questa Proloco si prodiga a valorizzare il vino. Siamo nella zona del Prosecco, ma non solo Prosecco, c'è anche il vino Verdiso che è di Combai. Venite pure a trovarci nel mese di ottobre, troverete la festa di marroni dall'inizio alla fine di ottobre tutti i giorni, e nel mese di maggio, i primi di maggio, c'è il vino Verdiso che lo valorizziamo qui. Noi amiamo la nostra terra, è per questo che ci prodighiamo tanto, perché pensate che qua a Combai siamo in 500 persone e lavoriamo tutti per valorizzare il territorio. Abbiamo dei formaggi tipici della nostra zona che fanno i vari soci di questa cooperativa. Abbiamo il formaggio alle mandorle, ai semi di zucca, un sottofieno, sarebbe maturato sotto il fieno. Questi formaggi vengono fatti dalle latterie, diciamo, autorizzate, e poi i vari soci cercano di farli particolari. Queste sono delle ricottine affumicate al legno di faggio. Adesso le faccio vedere il colore di questo prosciutto crudo insaccato, sarebbe una specie di culatello, è uno spettacolo unico. Guardi che prodotto, sempre roba nostrana. Oppure abbiamo la soppressa, che è questa, anche questa con un tipico colore nostrano, molto particolare e buona nostrana, composta solo di vino, sale, pepe, niente conservanti, niente altre cose. Qui abbiamo anche una pancetta, si chiama pancetta copata. Io dico alla gente, qui si trovano cose al naturale e buonissime, gustose, quindi venite a visitarci e a trovarci. E adesso vi recito una poesia nel nostro dialetto, che l'ho scritta quando avevo 12 anni, non so il perché. Perché Combai, ma tutto il comune di Miane, c'erano tanti emigranti, e parla del mio paese. Tu sei piccolo con gran cor, tu sei bel, tu sei stato fatto con amore, e da quassù in cima al col t'ho visto tanta gente, una volta e anche ancora passare la frontiera,
per poter mangiare una cioppa di pane intera. Tanta storia tu hai, caro il mio compagno, per questo non ti smentirà mai. Comunque bisogna che veniate a Miane, nel territorio, che è bellissimo, si sta bene nell'aria sana e la gente sana. Dalla Valsana vi salutiamo e vi invitiamo a visitare tutti i borghi di Miane in provincia di Treviso. Vi aspettiamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Miane, viva la provincia di Treviso, viva l'Italia e ciao!